Già 2 anni siete salvi, siete arrivati sani e salvi da Kabul, come state? Come sta la sua famiglia? So she would like to ask you if you arrived safe from Kabul. How do you feel, you and your family? Yeah, thank you so much. Yeah, after Kabul airport, when we had so much difficulties in Kabul airport, and then when we got into the airport, we hosted by Italian military inside the airport, and we really appreciate and happy and now how they got us out from the airport. So we are very happy, and the facilities, the hospitality was very good to come out from the Kabul airport. First we took the military airplane, and then there was the commercial flight, which was very comfortable. So we landed in Milano, and it was very comfortable, and we happy that we are safe in Italy. Sì, sostanzialmente Sajjad ha ripercorso un po' le fatiche della fuga dall'aeroporto di Kabul, le enormi difficoltà per poter accedere alla zona di imbarco dall'esterno dell'aeroporto. È molto grato agli italiani e ai militari che lo hanno accolto nella zona da cui poi è partito con un volo militare, e ringrazia tutti per l'ospitalità e anche poi il successivo trasferimento con un volo commerciale che lo ha portato qui a Milano. Ora che cosa si aspetta dalla sua nuova vita qui a Varese, in Italia, in particolare in provincia di Varese? So what do you expect from your life now here in Italy and in Varese? I think at the first it's not be easy. So we try to adapt our life with Western life, especially for my family, because they never been outside of Afghanistan. So this is the first time, especially being in Europe. So, but everything would be, I think, expecting easy here, because I have some friends here. They really supported me, especially Roberto. And there are some Afghan family who are joining us from my team, so we will be okay here, and we know already some Afghans who will be stay together. Sì, sicuramente il primo periodo sarà un periodo di adattamento e di integrazione. Sarà, penso, soprattutto difficile per la sua famiglia, perché a differenza sua non sono mai stati fuori dall'Afghanistan e quindi avranno sicuramente bisogno di più tempo. Tuttavia, grazie alle amicizie qui a Varese con me, ma anche con altri, e al fatto che poi a breve arriveranno altri afghani del team, pensa che riusciranno a trovare un modo per ristabilirsi. Ecco Roberto, come ci si sente ad aver salvato 29 vite? Alcuni sono qui con noi oggi, però tanti altri hanno trovato rifugio in Francia, chi in altri paesi. È un'operazione che ha dell'incredibile. Sì, col senno di poi sì, è molto incredibile tutto quello che è successo, e anch'io sono molto stupito da tutti questi eventi. Diciamo che non sono stati ricercati, gli eventi hanno cercato me e poi è andata così, devo dire, grazie a Dio è andata bene, e sono particolarmente felice di tutto ciò.